Una scoperta incoraggiante per tutti i risparmiatori danneggiati dal crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Sarebbe di 145 miliardi di euro l'ammontare delle polizze vita non riscosse in Italia, polizze dormienti. Lo ha riferito l'associazione Zelino Terzo da Onara sulla base di una ricerca fatta dalla RAI. Il governo dunque, per costituire il fondo risparmio tradito, potrebbe attingere anche da questo che è più di un tesoretto. Diciamo che ci sono queste risorse che sono legate alla legge del fondo di ristoro. Ricordo che il risparmio tradito va restituito con questo fondo, questo è un dato di fatto. Adesso vengono fuori le polizze vita e si parla di decine, centinaia di miliardi che sono disponibili per pagare tutti i risparmiatori traditi, ma probabilmente per risolvere anche altri problemi di questa nostra povera Italia. Certo dovrebbe intervenire il governo con un decreto ad hoc. Sabato mattina intanto a Villarina Cittadella assemblea aperta a tutti i risparmiatori per fare il punto della situazione sul fondo risparmio tradito, unica salvezza dei danneggiati. C'è molta attesa di conoscere se e come il governo ancora in carica e quello che verrà daranno la possibilità di accedere con facilità, senza paletti, come dice lo slogan dei comitati, al fondo di ristoro. Il sindaco che ha messo a disposizione la sede dell'assemblea fa appello ai neoparlamentari di essere presenti. Chi ha la possibilità di appoggiare iniziative che possono veramente restituire i soldi a questi piccoli risparmiatori che alcuni hanno messo tutto quello che avevano in queste azioni, devono sicuramente fare un qualcosa. L'appello è ad essere presenti, ad ascoltare, a capire che cosa può accadere, sperando che poi si riesca effettivamente a portare a casa qualcosa.